Anche oggi parliamo un po' dell'Afghanistan, guardandolo però sotto diversi aspetti. Io, professore, comincerei anche da, così chiamiamolo, un'esperienza personale per vedere un'ottica e una sovrapposizione di aspetti storici e non solo. Parto dal rapimento e l'uccisione della scorta di Aldo Moro in via Fani del 1978, un terrorismo interno, ma ancora non si è chiarito il ruolo anche di eventuali servizi segreti esterni. Io quel giorno mi trovavo a Venezia, Strada Nova, e a un certo momento vidi così un gazebo che mi dava la spiegazione della ragione per le quali sia in treno sia lungo proprio la lista di Spagna vedevo le persone sgomente, un'atmosfera molto pesante. La stessa atmosfera molto pesante la trovai il 12 settembre del 2001, dopo i fatti delle Torri Gemelle, e anche lì, sempre a Venezia, questo luogo straordinario, ma che dà la possibilità di leggere nelle facce delle persone lo sgomento, quello che si vede, perché c'è un contatto quasi fisico nel girare per Venezia. E tutti e due questi avvenimenti provocati dal terrorismo hanno creato una unità nazionale all'inizio. Il rapimento di Aldo Moro, il governo di solidarietà nazionale con Giulio Andreotti, e dopo la distruzione delle Torri Gemelle un governo e soprattutto una unità negli Stati Uniti anche con gli altri paesi occidentali. In Italia, subito dopo questi avvenimenti, in tempi anche abbastanza brevi, si avviò un processo di populismo che ancora non è fermato, e sembrerebbe che anche negli Stati Uniti si stia avviando questo processo di populismo. Come mai, secondo lei, da studioso, succedono all'inizio queste forti unità e dopo, in giro di non molto tempo, si avvia questo populismo, e che nel caso italiano lo stiamo ancora pagando e non siamo in grado di superarlo? Bene, la categoria diciamo, concettuale del populismo è una categoria che riferisce a un modo di sentire che è critico nei confronti della democrazia rappresentativa e vede con vantaggio la democrazia diretta. Ecco, diciamo che queste due situazioni e attacchi terroristici, momenti nei quali il terrorismo ha alzato la testa, probabilmente ci hanno portato più che altro a valutare delle situazioni dietro le quinte o di ruolo dei servizi segreti dietro la democrazia rappresentativa, e quindi da questo lato per certi versi si è visto con una certa attenzione a delle scorciatoie populiste, tra virgolette. Ma le cose sono molto complesse col populismo e su questo bisognerebbe avere la consulenza, penso, del nostro amico Marco Tarchi, che ha scritto un'antologia del populismo, che ha studiato con la rivista Trasgressioni da tanti anni questo fenomeno, da almeno 20-30 anni addirittura, che studia il populismo, e quindi su questo versante rinviamo a un'iniziativa di storia che sarà ai primi di ottobre, il 4 ottobre, il sesto seminario geopolitico che si terrà a Pordenone al polo universitario di via Prasecco, e che avrà anche come ospite proprio Marco Tarchi sul populismo. Invece l'elemento del richiamo all'unità, ecco, l'elemento del richiamo all'unità è importante, e tra l'altro porta anche qualche riferimento alla democrazia rappresentativa, che si è unita
contro il terrorismo, nel senso negli anni 70, dopo il sequestro Moro, il Partito Comunista ha tagliato ogni possibile dubbio e si è schierato per la democrazia diciamo rappresentativa e a difesa delle istituzioni contro il terrorismo, e quindi c'è stata una unità tra i partiti diciamo dell'arco costituzionale, diciamo. Ecco, invece per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America mi richiamo al discorso di W. Bush proprio in occasione di questi 20 anni dell'11 settembre, e dove Bush è stato il presidente che ha richiamato di più l'unità, cioè ha detto: dobbiamo ritrovare l'unità del paese dopo 20 anni, come avevamo ritrovato l'unità del paese al momento dell'attacco terroristico. Infatti le divisioni all'interno degli Stati Uniti dopo la presidenza Trump per certi versi sono notevoli, e quindi ecco che c'è stato questo richiamo di Bush per certi versi, che ha detto forse le parole più originali. Primo, questo richiamo all'unità, e in secondo luogo ha anche detto, in maniera ovviamente un pochino più vicina alle posizioni dei repubblicani rispetto a quelle dei democratici: noi siamo quelli che hanno reagito all'attacco terroristico in uno dei 4 aerei, cioè sappiamo che 2 aerei l'11 settembre sono andati a colpire le Torri Gemelle, un aereo sempre guidato dai terroristi di Al-Qaeda è andato a finire contro il Pentagono, e un altro aereo invece si è battuto a terra. Ma perché? Perché i passeggeri hanno reagito, e quindi Bush ha detto 2 cose. Il presidente dell'11 settembre ha detto 2 cose: 1, richiamo all'unità; 2, ha richiamato questo atteggiamento forte di reazione. E per certi versi potremmo dire che con questo discorso W. Bush ha riscattato un po' quelle immagini che ci ricordiamo di Bush sbigottito nel momento in cui gli è stata portata la notizia dell'attacco alle Torri Gemelle, e stava visitando una scuola e ha continuato a visitare, a parlare ai ragazzi, ma con degli occhi completamente straniti, non sapeva che cosa fare. Ovviamente era in pieno panico decisionale, cioè non sapeva che cosa fare, pur essendo davanti a dei bambini. Avrebbe probabilmente dovuto interrompere un attimo la visita e dedicarsi, invece è rimasto nella visita, però con un'espressione sbigottita. Ecco. Questo 20 anni dopo Bush ha detto le parole forse più originali nell'ambito dei discorsi che sono stati pronunciati negli Stati Uniti nel ricordare questo evento che molto probabilmente ha cambiato la storia, ma ha cambiato anche la vita quotidiana di tutti noi. Oggi gli Stati Uniti, dopo questi 20 anni di conflitto, sono un paese esausto, sono consumati un po' da questa lunga guerra. È un paese diviso e attraversato da una spaccatura profonda. Le posizioni, per esempio, di Rudy Giuliani, sindaco in quel periodo di New York, parole molto pesanti, quasi di appoggio anche ai fatti che sono successi quando è stato nominato presidente al Congresso il nuovo presidente degli Stati Uniti il 6 gennaio scorso. E questo potrebbe per alcuni analisti rappresentare un po' una minaccia americana. Se poi questo lo colleghiamo alla pandemia, perché molte volte gli imperi nella storia attraverso le pandemie sono anche andati in estrema difficoltà. C'è di nuovo per sabato prossimo il congresso che vengono messi dei reticolati, e quindi quasi una posizione di dover difendere a tutti i costi il luogo fondamentale della democrazia
degli Stati Uniti, quindi della democrazia occidentale. Che cosa sta succedendo in questo paese? Ma diciamo che negli Stati Uniti sicuramente ci sono stati, possiamo dire, sia negli Stati Uniti ma sia nel mondo occidentale, tre episodi fondamentali. Uno l'11 settembre, il secondo è la crisi economica dei debiti subprime, della crisi con il fallimento Lehman Brothers, quindi la crisi economica, e poi la pandemia. Questi tre eventi sicuramente hanno segnato profondamente questo ventennio che oggi ricordiamo dopo l'11 settembre e questi eventi hanno portato, prima Lauro Nicodemo ha citato questo tema del populismo, in effetti potremmo dire con Cacciari, come Cacciari ha ripetuto recentemente, che la democrazia rappresentativa effettivamente è in crisi da parecchi anni, da almeno 30 anni, quindi anche prima dell'11 settembre. E quindi ecco che si affaccia questa scorciatoia del populismo che però ha diverse caratteristiche. Io ricordo in storia, insieme all'associazione Norberto Bobbio, chiamò il professor Biagio De Giovanni, che sul populismo, pur da posizioni diciamo di sinistra, di una sinistra colta e attrezzata, diceva attenzione che però non buttiamo via completamente il populismo, perché dietro il populismo c'è anche il popolo, cioè c'è un popolo che è scontento della democrazia rappresentativa e si affida a queste scorciatoie del rapporto col leader. Tra l'altro su questo anche le nuove tecnologie hanno aiutato e anche su questo bisogna richiamare Popolocrazia, il volume che abbiamo presentato a Vittorio Veneto, sul quale abbiamo discusso a Udine come storia, di Ilvo Diamanti e di Marc Lazar, Popolocrazia, che ci ha chiarito come in questi ultimi anni le dinamiche della democrazia rappresentativa siano entrate in crisi sia di fronte al leaderismo, cioè che in realtà tutti noi ci affidiamo più al leader, vediamo anche le campagne elettorali che sono sempre state caratterizzate da dei leader, ma in realtà ormai il rapporto non è più tra il leader e il partito, per esempio, ma tra il popolo e il partito, ma tra il popolo e il leader, un rapporto che passa anche direttamente attraverso, senza intermediazioni, quindi con una democrazia che Diamanti chiama immediata, cioè non mediata, oltre che tempestiva, attraverso i social media, attraverso Twitter, attraverso il rapporto diretto, e anche qui il rapporto diretto per esempio che ha avuto Trump con il proprio elettorato, attraverso le nuove tecnologie, e poi anche lì è stato stoppato per certi versi per gli effetti che ha avuto nell'ultima fase della sua presidenza con l'attacco a Capitol Hill. Ecco, e quindi abbiamo visto quindi questa dinamica della democrazia diretta, del ruolo dei social media, della disintermediazione, cioè dal fatto che ormai il giornalismo non è più in grado di seguire il politico e di spiegarne e di decifrarne il linguaggio e di aiutare l'opinione pubblica a farsi una propria opinione, ma direttamente ci si riferisce al leader. E qui, ecco, anche qui nelle celebrazioni dell'11 settembre, Trump che è stato l'assente, cioè invece che essere presente come gli ex presidenti democratici oppure come il presidente W. Bush alle celebrazioni, è stato assente, è andato a fare una visita a un'associazione e così via, ma diciamo non ha partecipato, ecco, a queste celebrazioni, per certi versi chiamandosi fuori, anche qui probabilmente sperando di mantenere quella divisione nel paese che era riuscito a creare sia al momento della sua elezione sia al momento nel quale si è scoperto che non era stato eletto, e quindi a voler rimarcare un suo possibile ritorno, quindi cercando di tenere calde le divisioni all'interno del paese.
Queste divisioni per certi versi stanno aumentando con un calo del seguito di Biden, proprio per l'esperienza della cosiddetta, ormai la possiamo iniziare direi a chiamare così, fuga dall'Afghanistan, che è stata un po' una debacle, una fuga da un paese dopo il tentativo di correggerne, di cambiarne, di instillarne il germe della democrazia, e con risultati scarsissimi, come abbiamo visto dall'avvento del governo dei talebani. La ferita di quel giorno tremendo non si è mai riemarginata e ha spinto più o meno consapevolmente un popolo che ha sempre vissuto di immigrazione, gli Stati Uniti, e relazioni intense con tutti i paesi, a chiudersi progressivamente in una logica di fortezza America. Un'America che fino ad oggi è stata generosa, l'intervento nel secolo scorso in ben 2 guerre mondiali, e questo intervento lo sentiva il popolo, lo sentiva la gente, perché essendo una nazione di immigrazione provenivano molti dall'Europa e quindi sentivano le loro radici. Ed è stato un ricambio di uno Stati Uniti che si è fermato con il vecchio continente, e il nuovo continente è andato incontro alla solidarietà. Oggi questo legame, queste radici cominciano a non esserci più. Questo non dovrebbe farci riflettere sempre di più sulla necessità che i paesi europei devono diventare maggiorenni in quelli che sono gli equilibri della geopolitica? E questo è uno degli elementi proprio in dibattito oggi, perché come dire, c'è stato, la pandemia ci ha costretto a fare il Recovery Fund, a stanziare dei fondi con debito pubblico europeo per aiutare i paesi, e prima di tutti l'Italia, che sono stati colpiti per primi e più in difficoltà dal punto di vista economico come risultato anche della ricaduta della pandemia, e quindi un elemento di solidarietà. Adesso il passaggio ulteriore è la ripresa di una situazione e di una capacità di difesa che non c'è, diciamo. E quindi, però per fare questo bisogna avere anche una politica estera condivisa, bisogna addirittura, per arrivare a un esercito europeo, bisogna sentirsi veramente europei, e qui è il discorso del popolo europeo, cioè dovremmo sentirci popolo europeo, ma quando ci sentiremo popolo europeo molto probabilmente saremo pronti anche a trasformare l'Europa in Stato federale, quindi tutte prospettive tendenzialmente penso di lungo termine, almeno che non ci sia una accelerazione anche qui dettata dal ritiro repentino da parte degli Stati Uniti, dal proprio impegno, perché questo ritiro repentino che si è manifestato con tutta evidenza in Afghanistan, ma anche in altri scenari è emerso, comunque un certo passare in secondo piano del Medio Oriente rispetto, per esempio, invece alla frontiera, diciamo, con la Cina, che è diventato il nemico, lo sfidante. Ecco, qui diciamo, la riflessione su questi ultimi 20 anni vede gli Stati Uniti che si sono impegnati in queste, tra virgolette, guerre contro il terrorismo, che non hanno portato risultati, ma che hanno invece consentito nel frattempo alla Cina di diventare lo sfidante della potenza che pensava nel 1989 di essere rimasta l'unica potenza di riferimento nel mondo. È così, lo è ancora, però questi anni hanno per gli Stati Uniti visto un impegno economico eccessivo che li fa ritirare e guardare più a se stessi. Quindi in pochi minuti, in pochi giorni, Biden è passato dall'America is back a back to America, e cioè al riconsiderare la situazione interna come aspetto principale, soprattutto anche per certi versi il rilancio dell'economia
degli Stati Uniti, con tantissimi interventi. Biden ha fatto degli interventi straordinari dal punto di vista economico per cercare di rilanciare l'economia degli Stati Uniti, e questo rappresenta il passo per poi ritornare ad essere una potenza anche in tutto il mondo, probabilmente. Questa è probabilmente l'idea che sta dietro alla correzione di tiro di Biden. Certo, tutte queste riflessioni che stiamo facendo ci inducono sempre a fare come dire, questa riflessione conclusiva, forse, cioè che sia per l'Europa che per gli Stati Uniti ogni azione, ogni intervento di relazioni internazionali sull'economia, ancora di più quando si parla di difesa, deve avere una strategia completa, una visione del mondo, una politica generale, cosa che sempre di più manca a questi leader, diciamo, mondiali. Professore, lei l'11 settembre si trovava in Catalogna, a Barcellona, per la festa della Diada, la festa nazionale. Un altro 11 settembre, ma che però ci fa un po' pensare ai legami anche tra i popoli. Io l'altro giorno mi sono trovato con un anziano sacerdote, un tempo era parroco a Tiezzo, il quale mi disse quando arrivavano dopo 10-15 anni gli emigrati, arrivavano in paese e dicevano: ma qua non si parla più la nostra lingua, hanno perso le loro radici. Lei, che ha avuto modo invece questi giorni, ecco, di partecipare a questa festa della Diada, a Barcellona, in Catalogna, come vivono questa festa nazionale? Come vanno ad indicare la loro identità e quali sono i sacrifici e anche le difficoltà oggi di mantenere questa caratteristica? Ecco, qui c'è invece la riflessione culturalmente attrezzata della Catalogna, di un paese che con almeno metà della propria popolazione si considera diverso dalla Spagna, diverso da Madrid, diverso da altre comunità autonome, e che ha una narrazione del proprio essere nel mondo, del proprio essere collettivo nel mondo, della propria identità collettiva. Lo fa in maniera critica nei confronti di Madrid, nei confronti della Spagna. Lo fa pensando, per esempio, a una data come quella del 1714, della celebrazione di una sconfitta da parte, diciamo, della Catalogna, da parte di forze armate catalane contro i Borbone, e da questo lato questa sconfitta, quindi intanto c'è la celebrazione di una sconfitta, ma celebrazione di una sconfitta come momento di unità, del paese. E allora ecco che a Barcellona, in Catalogna, si celebra per esempio il modernismo di Gaudì come un elemento di espressione della Catalogna nella storia, oppure si celebra anche il periodo del romanico catalano come un periodo molto diciamo ricco culturalmente, tant'è vero che sopra Montjuïc c'è diciamo, questo museo della storia catalana che ha proprio nel romanico una delle espressioni più forti. Quindi ecco, dietro queste diciamo manifestazioni, come le manifestazioni nella festa della Diada dell'11 settembre, c'è prima di tutto un pensarsi come soggetto collettivo che passa attraverso due grandi associazioni, l'Associazione Nazionale Catalana e Òmnium, due grandi associazioni che sono riuscite a muovere dal 2010, quando è stato bocciato lo Statuto
catalano, che era stato approvato anche, bocciato dalla Corte Costituzionale in 300 punti, e diciamo statuto che però era stato approvato dal Parlamento catalano. Ecco che il risultato è stato riunire attraverso queste due associazioni milioni di persone. Si è iniziato con 1 milione, poi si è arrivati a 2 milioni, poi forse anche addirittura in una manifestazione a più di 2 milioni di persone che hanno sfidato la distanza di tutta la Catalogna tenendosi per mano, cercando di coprire tutta la Catalogna tenendosi per mano. Ma comunque le manifestazioni a Barcellona sono state realizzate con 1 milione, 1 milione e mezzo, anche 2 milioni di persone in strada. Questo 11 settembre, dopo la pandemia, sono riprese le manifestazioni per la Diada, e noi ne abbiamo qualche immagine. Abbiamo delle immagini che derivano da, diciamo, che chiediamo alla regia di mandare in onda. Ecco, qui è il Quatre Gats, che è un caffè dove Picasso ha fatto la prima propria mostra, e dove mi è stato fatto notare, qui Picasso parlava in catalano. Vediamo altre immagini. Ecco qui c'è il nostro amico Aurelio Agemi, che abbiamo portato in Friuli a luglio e che torneremo a portare probabilmente a ottobre in Friuli, il presidente emerito dell'Institut des Studis Catalans, che incontra una delle personalità che sono state incarcerate, che sono, passiamo anche a altre immagini, che sono state, ecco qui vediamo per esempio l'immagine della Plaza de Toros, che a Barcellona è stata trasformata in centro commerciale. Perché? Perché la Plaza de Toros è un elemento spagnolo. I catalani invece consentono di fare il Bou de Foc e non hanno piacere adesso alla corrida, che la considerano disumana, mentre per certi versi il Bou de Foc è considerato invece che è molto praticato nei paesini, cioè una festa dove si mette al toro nelle corna dei fuochi d'artificio e il toro scappa per le strade. Quindi andiamo avanti con le immagini ancora, cerchiamo di commentarle velocemente. Ecco qui pezzi di manifestazione. Qui siamo a Portal de l'Ángel, siamo in Plaza Catalunya, si stanno preparando le bandiere della Catalogna con la bandiera per l'indipendenza. Vediamo altre immagini. Ecco qui lottiamo e guadagniamo l'indipendenza, 11 settembre 2021, il manifesto per la manifestazione che è partita da Plaza Urquirona ed è andata a finire alla Estació de Francia. Andiamo avanti. Ecco qui una affiche che ricorda quelle di Toulouse-Lautrec, sempre ai Quatre Gats. Poi vi spiegherò perché, nelle future immagini, perché richiamo queste Quatre Gats. Ecco qui Aurelio Agemi che incontra Jordi Sánchez, direi, uno dei due presidenti delle associazioni che ho citato prima, l'Associazione Nazionale Catalana e Òmnium, ed è stato in prigione, Jordi Sánchez, e Aurelio Agemi è stata una delle poche persone che, in quanto lui era monaco a Montserrat, è stato considerato possiamo dire, assistente spirituale, ha potuto andare a incontrare quando era in carcere Jordi Sánchez. Passiamo a altre immagini velocemente. Ecco qui il Siemen riunito per portare poi i fiori. Andiamo avanti ancora con delle immagini. Ecco qui nella televisione catalana che fa vedere alle 9 di mattina dell'11 settembre il Siemen che porta i fiori a Rafael Casanova, il generale che ha tenuto la difesa di Barcellona e al quale è dedicata una via, Carrer de Casanova, a Barcellona. Loro hanno portato i fiori alla statua di questo generale che ha tenuto uniti fino al sacrificio i catalani in questa sconfitta del 1714. Un'altra immagine. Ecco qui l'immagine della Generalitat, libertà d'espressione, libertà d'opinione ed espressione, che viene richiamata
come libertà che deve essere garantita in Catalogna rispetto al governo spagnolo. Andiamo ancora avanti. Ecco qui siamo con Jaume Vernet Lobé, che è un membro del Consell de Garanties Statutaries de Catalunya, e siamo al Quatre Gats, un'altra immagine. Qui è Aurelia Argemí con una parlamentare europea che grazie a essere parlamentare europea è riuscita ad avere una libertà, perché anche lei era un ministro del governo catalano al momento delle votazioni del 2017 per l'indipendenza e aveva problemi per la propria libertà personale. Andiamo avanti. Ecco qui, per la sovranità dei popoli, è il manifesto del Siemen alla manifestazione dell'11 settembre. E questa è un'espressione del Siemen, come anche un'altra espressione è la Sciarcia, la rete per i diritti collettivi dei popoli, che è un'associazione che è stata creata praticamente col Siemen a Bruxelles, ed è un'associazione della quale faccio parte anch'io, sono tra i soci fondatori e rappresento il Friuli in questa associazione per i diritti collettivi dei popoli che vuole la propria espressione a Bruxelles. Direi che abbiamo finito con questa manifestazione, ma soprattutto un 11 settembre differente, perché ha spiegato come attraverso una rivalutazione di una data da una sconfitta, attraverso una visione, un proprio pensarsi come identità collettiva, si può arrivare a pensare se stessi in Europa, a pensare se stessi in modo differente rispetto, per esempio, al proprio paese, alla Spagna e così via. Anche oggi il tempo è corso in maniera troppo veloce. Pertanto credo di invitarla di nuovo a parlare di questi argomenti sull'indipendenza, sull'autonomia, perché saranno tematiche che andremo ad affrontare anche per risolvere le situazioni e gli equilibri anche all'interno della geopolitica. E chiudo dicendo che quelle immagini sono straordinarie, perché si vedono i colori, si vedono la gente giovane, si vede la gente abbastanza felice, pertanto una strada che anche noi in Friuli in qualche modo dobbiamo affrontare. In Friuli non per l'indipendenza, ma per un'autonomia.